quando che a Trieste si rivai americani, era coppi anche i cani, era coppi anche i cani. E quando che a Trieste si rivai americani, era coppi anche i cani, la famiglia dei Gobò. Buongiorno signora Laura, buongiorno. E cosa la sta facendo? E non la vedi? Canto! Mi è venuta in mente sta canzone, proprio così, che mi ricorda quando ero mula, quando ero giovane, che la cantavimo per remenare gli americani. Sì, quei che sono arrivati qua nel 45 con gli alleati. Sì, gli alleati, me li ricordo, sa? C'ho Marcantoni, De Omini, grandi, grossi, e camminava sempre in coppia, in due, come i testimoni di Genova. De Geova, signora, De Geova. Ma dai. I love you Johnny, I love you Texas, se vuoi far l'amor con me. Sì, vabbè. La dici che era bei tempi quei? Sì. No. Sì. A dire la verità non era tante cubane. No. Avevamo avuto 5 anni di guerra, bombardamenti. E quando che pareva finita e i gnocchi sembrava molarsi tutto per filare in Germania, si salta fuori il maresciallo Tito, sì. che voleva tutta l'Istria e Trieste e che l'era occupata. Per fortuna gli alleati non erano là. E alla fine i titini che dovessero ritirarsi cucci. Ed scomincia per noi altri è il loro periodo del governo militare alleato. Sì. Ma la si ricorda lei cosa che si cantava? Lili Marlene? Veramente in quel periodo non ascoltavamo più volentieri quel che ne portava la radio che trasmetteva dell'Italia, sì. Sì. Quella volta si ascoltava, sai, la radio e le babe le cantava quelle belle canzonette, intanto che le disprattava così in casa, allora andava assai di moda una bellissima canzonetta, la sa? Sì. Solo me ne vo per la città. L'ascoltiamo? Altro che... Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Io tento invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor.
sola venevo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho, cercando te, sognando te che più non ho, cercando te, sognando te che più non ho. E così il 12 giugno del 45 gli alleati si ritrovano in man Trieste. Ma anche se la maggioranza dei triestini li ha salutati come liberatori, che gli erano ostili tanto filo Jugo, un casino che non che dico. Certo. Gli erano continue manifestazioni, cortei con scontri, feriti, anche morti. Brutto, sì. E gli alleati hanno deciso di intervenire energicamente. Ah, e così che ha fatto? La devi sapere che il comandante degli alleati era un avvocato, un americano, un certo maggiore Bauman. Sai cosa gli dici? Ah. Gli dici che avessi addirittura un harem di mule slave. Ah, bravo. Però lo stesso ragionava. Ah, meno male, dai. E capì subito che prima di tutto bisognava calmare le acque e così ha costituito la polizia civile. Ah, i cerini. Proprio quello. I cerini, Ma lei la sa perché che li chiamava Cerini? Sì, sapevo, ma non mi ricordo. Perché era vestiti tutti di nero, con in testa l'elmo bianco dei poliziotti londinesi e pareva Cerini. Sì. C'era guardiana, mi dà un cerin che non vedo un tubo. Così li remenavi, ma no, i muli. Era assai poco da remenare. Già nell'ottobre del 45 sfilava per Trieste i primi 500 uomini della nuova polizia organizzata sul modello di quella inglese, dico inglese. Inglese, sì, troppo. E dopo arriva a essere quasi 600. 6.000. 6.000. Ma un esercito quasi. È una polizia moderna, attrezzata, sai ben addestrata, di esperti di Scotland Yard. Addirittura. Gli ufficiali che aveva il frustin come inglesi si occupava di tutto, di incendi, omicidi, dell'ordine pubblico, il contrabbando di sigarette, il traffico, la pesca nel Golfo. E la sa una roba assai interessante? No, cosa? Iga arruolà quasi 70 poliziotte. Mule. Tutte belle mule in divisa, una roba incredibile per quel tempo. La donna che lavorava in polizia, una rivoluzione. Sì. Quella per Trieste è stata la prima polizia d'Italia a reclutare le babbe. Bene, allora, la sai cosa facciamo? Cosa famo? Chiediamo un bel omaggio alle mule triestine con una famosa canzone americana. Non posso offrirti altro che il mio amore. Boh, insomma, una volta. Adesso mai. No, la canzone. Ah, vabbè. No, no. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, my baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all four things you always find. For gee, I'd like to see you looking swell. Oh baby, diamond bracelets full of doesn't sell. My baby, till that lucky day you know that well. Oh baby, I can give you anything but love.
I'd like to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, boudoir doesn't sell. My baby, till that lucky day you know damn well. Oh baby, I can give you anything. I can give you anything but love. Anything but love. E a quel punto gli alleati, capito che la roba andava per le lunghe, si è organizzato costituendo formalmente il governo militare alleato. Il GMA. Brava. Ecco. E gli alleati cominciarono a occuparsi di tutte le altre emergenze della città. E la prima roba è stata quella della fame. Trieste che aveva perso tutto il suo territorio, lei era circondata dalla cortina de ferro e così non arrivava più niente da mangiare. E allora, sfruttando il piano Marshall, Sì. gli alleati attaccarono subito a distribuire razioni alimentari, per lo più in scatolette. Sì, mi ricordo che mamma vendeva delle scatolette tonde con dentro una carne un strano color rosa. Ma non era mica cattivo, sa di mangiare. No, Che avevi fame. no, per niente. E poi gli alleati si erano messi anche a stroppare i busi, Sì? demolire le opere belliche oramai inutili, far sparire tutti i rudinazzi ancora in giro. Sì. E dove dica messi? E la maggior parte li ha adoperati per imbuire la valle delle Noghere. Ah, la so. E il Gazapaiman e il porto anche per liberarlo di tutte le navi affondate. Ah, perché era sai navi? Un disastro! Oh. Il porto era un cimitero dei relitti. E dopo bisognava bonificare i residuati bellici e tutti i campi minati in giro per il territorio. Sì, mi ricordo. Quei grandi manifesti impiccai per tutto, con la scritta non stai toccare questo, non stai toccare quell'altro, questo è pericoloso. Ma non è pericoloso! Mamma mia, mi ricordo. Eliminare i residuati era un lavoro difficile e ingrato che costa la bellezza dei 16 morti tra i nostri artificieri. E oggi però nessuno si ricorda più dell'Ori. Sic Transit. Ma facciamo una parentesi musicale, dai. Sì, dai. Con una famosa canzone che Lelio Lutazzi che era dedicato proprio al mito degli Stati Uniti. La si ricorda? Bestia America? Sì, quella da quella là. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando Al Johnson canticchiava e Frank Sinatra era un bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blues. Sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro e il bastone, quando Ziegfeld, grande re del varietà, strabiliava per la sua modernità. Charleston, Dixieland, gare di claquette e dietro ai separé che folli tête-à-tête, dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. E America dei tempi di Don Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla Mengiù, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Sei rimasta un bel ricordo e nulla più.
Charleston, Dixieland, gare di claquette e dietro ai separé che folli tête-à-tête, dollari, Chesterfield, whisky a volontà, sembrava d'avere trovato la formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Don Mix e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi alla Benjou, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Ma ovviamente per fare tutti sti lavori i borghi era pochi. E allora Comune e GMA si era inventato la famosa SELAD, sezione lavoro aiuto disoccupati, per fare lavori in economia e dargli un piccio reddito ai triestini senza impiego. Così ingaggiava i disoccupati una settimana alla volta con una paghetta modesta, ma soprattutto con pochi mezzi. Cioè così aveva? Bracci forti, qualche carriola e soprattutto pala e picco. Mio papà che diceva sempre a mio fratellino che se non studiava lo mandava a lavorare pala e piccone. Se diceva così? Sì. Quella volta. E così, pian pianino, una piega alla volta, Igare fa tutto quel che si poteva rifare. Le rive rimesse a nuovo della stazione marittima, la stacchetta, la napoleonica, le vedete sul costone, i nuovi topolini de Barcola. E la sa una roba curiosa? No, cosa? Dove che ieri sta i spazi svodi e noi che aveva i soldi per far case, Iga costruì parchi giochi. Così Trieste si era impegnì dei campi giochi per i fioi. Ah, quanto che ne ho giocato in piazza Rosmini, in piazza Carlo Alberto, in via San Michele, là sul giardino. Che bello. E dopo, il GMA, che costruì anche case, quelle per gli ufficiali, a Villa Giulia, a Opicina. E poi sono andati via e che le regalate al comune. Mi stavo per qualche anno in una di quelle. Avevamo così una bella vista, proprio bella. Che ha fatto un mucchio di edilizia popolare in periferia. La pensi a Borgo San Sergio, Borgo San Mauro, al villaggio del pescatore? Sì, ma là dai, un mucchio d'esuli. Gli alleati che ha fatto anche il rimboschimento del boschetto, che durante la guerra lo doveva spelare per fare i legni per scaldarsi e che non arrivava più il carbone della cicceria. E lei la sa, il rimboschimento è stato fatto quasi tutto con manodopera femminile. Se capisci, le donne. Sti alleati che ha fatto tante robe per la nostra Trieste, Sicuro, che ha fatto veramente tanto. E allora, ancora un omaggio al sa nostra Trieste. Ascoltiamo la famosa canzone Trieste mia. Ah, quella che cantava Teddy Reno? È Mulo Ferruccio. La canta oggi, ancora, ogni occasione. Ah, sì? 92 che ne Ah, per me sì, Triestina. Sì, Trieste mia, che nostalgia, che son lontan de te. Son vagabondo, girago il mondo, ma sempre penso a te. Poder tornare a Miramar col vecchio amore, per dir che ancora te voglio ben, te me vuol ben. Trieste mia, te pregheria de farmi un gran favore. Saluta tutti e coi saluti te porti un fio.
che sento far din don qua in fondo al cuore. Trieste mia, te pregheria de farme un gran favore. Saluta tutti e coi saluti te porti un fior. E il vecchio campano che sento far din don qua in fondo al cuore. Ma gli alleati seguono anche da fare per rilanciare l'economia, ricostruendo le fabbriche distrutte dai bombardamenti. L'Aquila, i cantieri, la Ferriera, il Gaberto La Fiera, prima in stazione marittima e dopo la nuova sede di Montebello. Ah, è la fiera del Luganiche. No, quella è diventata dopo, quando che Montebello era quasi la succursale della fiera di San Nicolò. La si ricorda delle ballette con l'elastico? Le ballette, i muri che scampava, i muri che correva Rio per tutto l'acquedotto, era una forma di corteggiamento, magari sì, un po' insomma. rustico, ma era una forma di corteggiamento. Vabbè. Ma gli alleati che lavorano anche sulle infrastrutture, ferrovie, gallerie, strade, la camionale. La camionale, sì. E la sapeva della fabbrica di scarpe. Oh, sì, come no? La Lucky Show. Ah, una mia zia lavorava là. Infatti, nel magazzino 26 del Portofranco hai aperto la prima fabbrica italiana di scarpe destinate al mercato americano. Lavorava fino a 800 persone e faceva 1000 pari di scarpe al giorno, ma tutto veniva esportato nei USA. Le mule nostrane faceva carte false, soprattutto per una di quelle scarpe ballerine, ma era assai difficile. Ah, sì. Ma cosa è vero che le faceva con le palme del Madagascar? Per la precisione, con la raffia delle palme. Ah, con la raffia. La roba andava a nome che bene, diceva che i nostri razziai imparavano in una settimana quel che gli americani che metteva 3 mesi per capire. Eselenti americani, Eccellenti. E Sì. pure la cazzarada. E perché la cazzarada, la scusi? Non si sa bene. Solito. Girava Babezzi sul conto delle mule che lavorava là, ma chissà in quei tempi. Speriamo di no. Perché anche mia moglie era mula che lavora là. La situazione a Trieste però stava andando meglio, no? Quasi, ma i grossi problemi era sempre là. Io aveva inventato il territorio libero di Trieste, ma non lo ha mai fatto funzionare completamente. L'unico che guantava sempre era il nostro vescovo Santin. Ah, Santin, che uomo! Cos che non ha fatto lui per Trieste. Gli dovessi fare un monumento, Ma sì, ma che lo ha fatto? Sì. Solo che dopo anni di discussioni lo sconto a Monteghisa. Bravo. E avessi dovuto metterlo in piazza Unità davanti al comune a perenne memoria, Certo. che lo guardi quel che si... spiegata. Così va il mondo. Sì. E sai cosa? Se consoliamo con una bella canzone dai. americana, assai famosa in quel tempo. Quale? Serenata a Valle Chiara, la si ricorda? Sì, come no? Non so. Questa, sì.
Dimmi perché mentre la neve lenta, triste ancora vien giù, fioriscono le viole, canta l'usignolo quando son vicino a te. Dimmi perché il vento la sera pare che accarezzi il mio ben e come serenata canta appassionato quando son vicino a te. Sei per me l'amore, la mia gran felicità, perché questo cuore sogna sempre darsi pace, non sa. Tu dischiudi un vento di gelo anche tra le nubi lassù, sorride il mondo intero lieto intorno a me quando son vicino a te. Sei per me l'amore, la mia gran felicità, per te questo cuore sogna sempre darsi pace, non sa. Tu dischiudi un vento di gelo anche tra le nubi lassù, sorride il mondo intero lieto intorno a me quando son vicino a te. Quanti ricordi, mi ricordo perché la suonava, che bella. Gli americani erano assai coccoli, specialmente con noi muletti, e ne regalava sempre cioccolate, quei cevingusa, quei picci. All'epoca che era a Trieste 5.000 americani sì. e 5.000 inglesi. Ma i rapporti con loro non erano mica compagni, sai? No, erano assai diversi. Gli americani, i Trust, Trieste United States Troops, come che si chiamava, era Leghi, Materani, per loro la permanenza a Trieste, città solare piena di vita, era quasi una vacanza, li fraternizzava facilmente con la popolazione civile, Sì. specialmente con quella femminile. Sì. E inglesi? Ah, con quelli era tutta un'altra musica. Era servi, riservati, era sopportati con fastidio anche perché si capeva che ha quasi un odio reciproco dopo tanti anni di guerra. La mi capisci, la si ricorda la perfidazione. Sì, la ragione. La sai che non mi ricordo di un inglese conosciuto in quegli anni. Invece degli americani sì, tanti, tanti. Beh, sai che noi andavano anche d'accordo tra di loro, no. americani e inglesi. No, bisogna però pensare però che gli americani capeva una roba che gli inglesi se la sognava. I soldi? I dollari. I dollari. Difatti gli inglesi li aveva assai curti perché veniva da una nazione in sostanza bancarotta dopo 5 anni di guerra e per principio limitava al massimo i contanti coi civili. Sì. Infatti mi non ho mai sentito di una mula che Gabi sposa un inglese. Chi
Chissà se esisti. Sì, Non sì, so. So che invece oltre 3.000 mule di Trieste che ha sposato un militare americano, anche se questa storia d'amore ostacolata dall'autorità, che era il cosiddetto ufficio matrimonio. Ti dovevi dimostrare di non essere comunista, di non essere prostituta e comunque ti dovevi aspettare 9 mesi prima di avere il permesso. Chissà perché 9 mesi. Non so. E quante storie d'amore finite in delusione, in mesti ritorni. L'America non è mica solo New York, No. Certe mule finite in paesi che al confronto goppare su una metropoli e non tutte che arriva a guantare. Una mia cuginetta che lavorava alla UPIN degli americani, l'ha conosciuto un dei loro e la loga sposata anche e la è andata in America a vivere in Texas. Erano contenti e felici. 4 figli che ha avuto. Oh, un caso fortunato. Sì. Per fortuna non l'unico. Comunque gli alleati sapeva come divertirsi. Esse che aveva riservato per loro i meglio luoghi di Trieste. La pensi solo al bagno per ufficiali di Miramar. Ma cosa era? La riserva marina? All'epoca era quasi una riserva indiana. Infatti che poteva andare solo con gli americani. E anche tanti cine gli era riservati ai militari. Sì, magari per forza è quella. I nostri che avessi anche potuto andare, ma parlava tutto in inglese e allora... La pensi che era attivi più di 50 locali di intrattenimento. Solo in Viale suonava 4 orchestrine all'aperto. Ma il locale più prestigioso era l'Hangar Club ad Idroscalo, dove che si esibiva anche le big band. So che in tanti posti suonava anche orchestrine, tutte dei triestini. Ma gli americani ne hanno lasciato un'eredità che ancora adesso tanti ne invidia. E cosa? La musica jazz. C'è stata un'intera generazione di triestini che impara dal vivo il jazz come nessun altro in Italia, nessun altro, solo che noi, Valisneri, Cancelli, Russo, Sapres, Mosetti, Lutazzi. Lutazzi, certo. A proposito, la vuoi che ascoltiamo una bella canzone americana lanciata da Louis Armstrong? Sì. La si chiama Sai cosa significa aver nostalgia di New Orleans? Meno? No. Do you know what it means to miss New Orleans and miss each night and day? I know I'm not wrong, the feeling it is stronger the longer I stay away. Miss the moss covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi hurry into spring. The moonlight on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans? Well, that's where you left your heart. And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
on the bayou, a Creole tune that fills the air. I dream about Magnolia in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans, where that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Ma nel 1947 Sì. il comandante americano Bowman, anche per via di certi casini, no casini In che per gli senso? appalti, Ah, è stato sostituito da Sir Terence Harley, un generale inglese che gli era per fortuna un poco più favorevole alle posizioni italiane. E tra le tante robe che lui ha fatto per avvivare la città c'è stato il rilancio delle attività sportive. Panem et circenses. Ah, E per distrarre un pochettino la gente delle rogne quotidiane gli era dato impulso allo sport, così è che ha fatto costruire il Zaule Country Club, vari campetti di ballon, campi di rugby e il campo di baseball, si dice baseball, sì, ma noi diciamo baseball. La dice come quella, officina. sì. Quella è ancora là, la sa? Sì, ma a Trieste, che c'è ancora qualche dunque gioca a sto baseball. Penso pochi, vedi. sì, ma che sia una roba o l'altra c'è pochi che giocano, perché Eccola pare qua. che il campo sia in completo baredo. Eccola. Comunque era un'ottima idea quella di rilanciare lo sport, anche se gli dava fastidio ai soliti sponsorizzati del mercato, Ai. ma qui gli dava fastidio tutto. Appunto. E in quegli anni Trieste è venuto fuori tanti sportivi importanti da sa. Ah, sì, e per esempio qua. Per esempio, il ciclista Giordano Couture, Ah, la fiorettista Irene Camber, il cestista Rubini, e Nereo Rocao, e il Paron. Ah, il Paron, sì, il Paron. E la si ricorda di Tiberio Mitri? Oh, Tiberio Mitri, come no? Il pugile, San Giacomìn. Lui, San proprio Giacomìn lui. era, sì. Era uno che piaceva menare le mani e così si aveva dato alla box e che aveva vinto il titolo italiano e quello europeo e poi purtroppo ha perso l'incontro decisivo per il titolo mondiale con Jack LaMotta. Jack LaMotta, sì. Però l'evento che lo ha reso famoso è stato il matrimonio con la bellissima Fulvia Franco, triestina anche la Miss Italia nel 48, sì, tutto. Bella, Però, bella. nonostante sia nato un figlio, il matrimonio si finì male. E anche lui. Ah, lo sa, i matrimoni dura poco nel mondo dei VIP. So che all'epoca anche altre mule triestine erano diventate famose, sa? Mi ricordo la Marcella Battellini e Delia Franca. Ah, e la sa chi che era lì a Franca? Ma non sei quella di Vittorio De Sica in quel famoso film che cantava Parlami d'amore Mario? Ah, proprio quella. Quella, sì. Brava, la sa. Ma la volta che approfittiamo di ascoltare questa bellissima Oh, canzone. ma sì, sicuro, eh? No, adesso metti comoda. Sì, ascolta. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare, non pensare. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi
dimmi che sei tutta per me. Dimmi che illusione non è. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario. So che una bella magliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda negli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, parlami d'amore, parlami d'amore, Mario. A quel tempo Trieste era diversa dal resto dell'Italia. Era la più grande città contesa tra i due blocchi di guerra fredda, un covo di spie come a Istanbul, come a Tangeri. Ma per Boccio? E noi che vivevamo qua non sapevamo niente. Ma qualcosa ogni tanto veniva fuori, ma rimetteva subito tutto a tavola. Per esempio, lei la sapeva che Arit Mayer, dove che adesso è il conservatorio, no? Sì. Che era la sede della CIA? Ma dai, ma questo poi non sapevo. Mi sì, invece. Che movimento che era nei locali pubblici, restava aperti tutta la notte, per lo più riservati agli alleati e vietati agli italiani. Non è italiane, no. E la sai qual che era il locale più importante? Questa so, l'hangar? Era il bar Mario de Via Carducci. Ma come? Quel di fronte de Godina, dove che c'è la fermata dell'autobus? Era sempre serate musicali con musica country. Mio tenero va sempre là a giocare la schedina de Mario. Ah sì? E la sai come che era scominciato, come che si diventò famoso? No. Mario è diventato leggendario fra gli alleati quando Kelly ha pagato il taxi fino alla caserma di Gorizia ad un militare che aveva speso tutti i bori e gli era restati cisti. E così le passata la voce e il bar è diventato un luogo di incontro privilegiato per i soldati del GMA. Ma chi avesse mai detto sta roba? Alle 11 di sera solitamente doveva cercare il locale perché era finite le bevande o le sedie o i bicchieri, infatti quasi sempre finiva in baruffa tra gli americani che aveva bori ricchi e inglesi che era poveri, ma qualche volta si controllava anche tra di loro, tra gli americani imbriachi. Insomma, eravamo vida come? Infatti ecco qua, nell'ottobre del 49 è arrivato a Trieste Louis Armstrong,
che ha fatto prima un concerto jazz all'hangar per le truppe americane e dopo un altro al Politeama Rossetti per i triestini. Ma Armstrong era quel che suonava con la tromba e che aveva sempre quella strazza bianca che si asciugava. Sì, ma è quello, bravissimo, ma il concerto per i triestini che ha fatto il chiodo. Sì. Era troppo caro il biglietto. Pensi che aveva, sa che è successo? Che aveva sempre i concerti di musica classica del Verdi dirette da Herbert von Karajan. Herbert von... Ma cosa, Herbert von... Quel famoso? Quel famoso, sì, perché lui viveva a Trieste. Ma va? Dal 44 viveva a Trieste. Grazie alle amicizie anche del barone Raffaello de Banfield. Questo è stato un periodo che era sai di moda venire a Trieste. Sì. Anche De Gasperi, anche Andreotti, John Kennedy e tanti altri si passati di qua. E ha fatto anche film che parlava di Trieste, uno in particolare, Cuori senza frontiere, con la Lollobrigida, Raffalone e col nostro Mario Sesta. Ah, Mario Sesta, l'ho conosciuto, sì, era un mulo sai sgaio, pieno di vita, di vitalità. Peccato che sia morto così giovane. All'epoca del film devi essere stato ancora un pistolino proprio. A proposito dei film, si ricorda del famoso Casablanca? Ah, con la Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, quella là, che aveva quel bel capello. Mamma mia, la famosa canzone suonala ancora. Ah, che bella. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs 7 out of day, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman is man and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a case of love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman is man and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The world will always welcome lovers as time goes by.
Boh, fin adesso lei la mega raccontare, sai, degli alleati, di questo e di quell'altro. Ma noi triestini, cosa facevimo? Noi stavamo pian piano ricominciando a vivere dopo i disastri della guerra, con tutto che la situazione politica fosse ancora incasinata, si cercava di divertirsi. Ma per passarsela non era mica scelta, i posti meglio era solo per gli alleati. Allora noi dove andavamo? Andavamo a leggere. Ah, sì, ascoltare Pippo Calamita. Sì. E Uso Agostini che ne faceva cantare tutti. Ah, Camin, cosa che mi ricordo, che bello. Poi mi portava la dren. Dopo 10 minuti ero sotto il palco. Dopo mezz'ora era sopra il palco, che cantavo con voce con tutti gli altri. Come no? Perché adesso non la canta più? Sì, canto. Sono cintura nera di karaoke. I love you, Johnny. I love you, Texas. Sì, va bene. Sapevo che sta così. In quel periodo che avevamo imparato gli americani a conoscere tante robe moderne. La pignata atomica, per esempio. Sì, è il frigorifero. Sì, qua, e le calze nylon, e il chewing gum. Mi masticavo per ore e facevamo la gara che faceva il ballon più grande. Poi vincevo sempre, mi facevo certe balle che non le dico. Del muso. E la Coca-Cola, e la penicillina, e il jukebox. Sì, che conto. E il primo l'ho visto in un'osteria sotto casa. E lì era ciò grande, pieno di lumini colorati. E suonava quei disconi grandi, sa, quei 78 giri. Sì, e il flipper, si ricorda dei flipper? I primi erano ancora gresi, biliardini si chiamava. Erano i roccai riservati agli alleati, quindi per noi nisma. Ma dopo si era diffusa che avevamo cominciato a giocare anche noi e siamo diventati bravissimi, gli scartazzavamo sempre che partite. Mino ero buona però. Facevo subito tilt. Uccio invece, che bravo che c'ho. E faceva durare la balletta per ore. Ma lei sa una roba che fa incredibile. Ne ha portato Trieste proprio gli americani, sai cosa? Cosa ne ha portato Trieste americani? No, cosa ne ha portato i turisti americani? La pizza. Ma va, la pizza, dai. Se la viene da Napoli la pizza, cosa c'entra gli americani, dai? E da dove arrivavano gli americani? Da Napoli. E dopo aver liberato il Sud Italia, aver mangiato fino a stroficarsi, si è arrivati qua e che volessero andare avanti a mangiarle. E così la pizza è diventata popolare a Trieste prima che nel resto dell'Italia. Ah, questa era un'altra roba che non unisce idealmente a Napoli, oltre che al mare e le canzoni. Sì, abbiamo una bellissima canzone di quel tempo. Io t'ho incontrata a Napoli, la si ricorda? No, noi ci avevamo incontrato a San Giacomo quel giorno. Sì, ma no, dicevo il titolo della canzone. Io t'ho incontrata a Napoli, sì. Cosa la ridi? Ancora i ridi? Ma sì, è stata scritta da un militare americano che ha portato la pizza. Sì. Era proprio a Napoli, il grande musicista Carmichael. Quel che ha composto Polvere di stelle. Altro che. No, quello. Io t'ho incontrata a Napoli, bimba dagli occhioni blu, e t'ho promesso a Napoli di non lasciarti più. Ti dissi partirò domani, ma ritornerò perché il cuore mio seppur lontan per sempre t'hai legato a te. Napoli, paese di canti e fior, la musica ricorda i tuoi baci d'amor. Ci sposeremo a Napoli
quando il mondo pace avrà, perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli. Napoli, paese di canti e fior, la musica ricorda i tuoi baci d'amor, ci sposeremo a Napoli quando il mondo pace avrà, perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli. Quanta musica che si faceva a Trieste a quel tempo. Mi ricordo l'American Corner in via Trento che organizzava concerti con dischi e corsi per imparare a capire il jazz. E ne insegnava anche l'inglese. Che era l'USIS che ne faceva conoscere il mondo americano per contrastare la propaganda comunista. Si andava avanti per un sacco di anni, anche dopo il 54. E poi che era Radio Trieste, la nostra grande Radio Trieste 1, come che la si chiamava? Sì, quella con le commedie di Cecchelin, le regie di Ugo Modeo, le canzoni dei Cercoli, le trasmissioni dei Carpintieri e Faraguna. Sì, quei due che match. Mi ricordo, in principio era verbo irregolare, era cielo, terra e mare, tutto quanto in gran mishmash. Era pesci che svolava e serpenti con le gambe, era tante armente strambe, più cattive del Lion. E la mitica saga di Drusemierco sulla cittadella che remenava i carzolini. Allora gli dava fastidio, capito? Ma era troppo divertente, troppo geniale. D'altra parte il DMA che aveva riconosciuto sai spazi ai sloveni e che aveva di nuovo aperto le scuole per loro. Tanti di loro erano stati inseriti nella polizia civile. Davvero, mi pare che anche Carpintieri e Faraguna sono stati un poco dimenticati, no? Sì. Sì, c'è solo qualche gruppo dialettale che ripropone ogni tanto le maldobrie. Tutto il resto dimenticato. Gli dovessi fare una statua o al manco intitolare una strada. Sì, ma non condotto del canton come chi ha fatto per Cecchelin, no? Nemo profeta in patria. Nemo profeta in patria. Sì. E si ricorda i concorsi delle canzonette in castello? Quelli della Lega? Ah sì, la Lega Nazionale. Anche quel faceva parte della nostra resistenza culturale per non finire sotto Belgrado e il suo amato maresciallo. Ma intanto si aveva inventato tante belle canzonette che tutti cantavano. E noi triestini siamo speciali per le canzonette. E ne viene, sai ben parodiare le canzonette famose. E che avevo fatto anche delle canzonette sui alleati, no? Sui americani sì. Sugli inglesi no. C'era poco da ridere con noi. No. Ma gli americani che avevano dedicato una remenata memorabile storpiando una sua famosa canzonetta folk, quella che cantava prima, ma adesso gliel'ha fatto sentire per intero, la cantava lei, ma adesso la sentiamo per intero. No, per intero no, è meglio di no, perché certe strofe che è meglio non sentirsi e poi tacca maestro! Che vediamo come te la canta. Questa lo so. Y a la mattina al marido va a laborar,
L'americano è pronto per entrare, ho visto il negro in cima della scala, yuppie yuppie ala, yuppie yuppie. E alla sera il marise sul portone, l'americano l'aspetta sul portone, la monta in jeep con scioppo sulla spalla, yuppie yuppie ala, yuppie yuppie. Le nostre mule non sa più cosa fare, le studia lingue per poter ballare, le sembriaga de whisky e de marsala, yuppie yuppie ala, yuppie yuppie. Mio caro Johnny, con te son partiti, mi ricordo che era un venerdì e alla sera buttata sul paion mi te dicevo I love you John, I love you Johnny, I love you Texas, se vuoi far l'amor con me, se mi dare sigarette, io ti fare le polpette. I love you Johnny, I love you Texas, se vuoi far l'amor con me, tu mi dare cioccolata, io ti fare l'insalata. Se tutti muli ok, i si batuffa tirando sei cavei, i ga inventato anche una nuova moda, e se baruffa e bevi whisky e soda. I love you Johnny, I love you Texas, se vuoi far l'amor con me. I love you Johnny, I love you Texas. E comunque gli anni passavano. Sì. I grandi non arrivavano a mettersi d'accordo, Tito faceva i comodi suoi, ficcando sia i russi che gli alleati, che lo lasciava fare, anzi lo ripigliava degli aiuti, e noi eravamo qua, impiccati, nell'incertezza del futuro. Per fortuna senza grandi problemi economici, perché l'Italia era generosa con noi a quel tempo. A quel tempo. Adesso ti saluto. Gli alleati spendevano un mutuo de bori in città e da Roma arrivava montagna di contributi. Ma era un'economia artificiale, sovvenzionata. Trieste sì, era il punto critico della guerra fredda, quasi una piccola Berlino, ma era anche una trappola per gli alleati, perché che costava tanti bori, mentre il baricentro della politica internazionale si stava spostando pian pianino verso l'Asia con la crisi di Corea. Ma quante robe che sono nate in quegli anni? Sì. Per esempio mi sono stata assai impressa della Madonna Pellegrina, si ricorda? Sì, nel 51. Sì, Nel 51 si arriva per via mare una copia della statua della Madonna di Fatima che portava in giro per l'Italia, e qua a Trieste la si è passata trionfalmente per tutte le chiese che di fatti dopo gli ha lasciato una copia a Montegrisa. Montegrisa, sì. E la si ricorda del battiscafo Trieste? Quelle che si alla fine in fondo della fossa della Mariana. Ma che fossa della Mariana? La fossa delle Mariane, il punto più fondo dell'Oceano Pacifico. Allora aveva fatto costruire il famoso scienziato Auguste Piccard presso i nostri cantieri. È per questo che gli ha dato il nome Trieste. E gli alleati se la passava bene? No, ma che bello. Gli passava le giornate per quasi niente, perché era assai poco da fare, solo aspettare che qualcuno si decidesse a cosa fare della zona A, perché per la zona B era oramai tutto deciso. Come che dicevamo prima, gli alleati a Trieste che aveva tutto: un giornalino, il più debole, 2 stazioni radio, i meglio posti di Trieste, gli era riservati per loro,
Le mule era tutte spante Drio Deloria. Ovviamente. Quelle più serie andava a ballare. Quelle meno serie lavorava in casino. Perché all'epoca era ancora aperti, anzi legali, no? I casini. Legali, come? Le cose che non lavorava. Ma che ne erano due tipi, quei poveri di Civitavecchia e quei ricchi di Via Bonomo, come la famosa Villa Orientale, no? Ma cosa, anche gli alleati andava? No, gli alleati non esattamente, perché a loro gli era vietato di andare in Civitavecchia. Non si ricorda, su tante stradette gli era scritto off limit. Sì, come no, sì. Voleva dire che loro non potevano entrare. Sì, perché gli era pericolo di malattie di Venere. Sì, ma malattie venere, signora. Venere. Comunque non ha importanza, perché Lori non ne fregava niente di controlli, andava anche là, Lori non gli interessava, e quando che non aveva più amlire gli pagava con le famose scatolette di carne. Insomma, bisognava pure arrangiarsi, no? Allora adesso che faccio sentire come che Ceccalin remenava le mule triestine che gli era disposte a, diciamo, socializzare. Socializzarsi, insomma. Troppi problemi. Socializzare. Ah. Siamo in un ambiente serio, Sì, signora. I muli per la strada, metta la pizzicata, ma mi volto la testa, son povera ma onesta, mi certo non mi intrigo, co io mi sposai, e non prometto un figo ai tipi disperai. Oi là, rispondo picche, mi cerco flicche per far l'amor. Oi là, chi vuol sto cuor, lio là. Non sposo un operaio che mangia paneaio, né un povero impiegato che non sia magistrato, e neanche un commesso che spusa di ospedale. Mi cerco qualche fesso che vivi col football. Oi là, fior odoroso, e mi voglio un sposo che è il galbalon. Oi là, che voluttà, lio là. Oi là, fior odoroso, e mi voglio un sposo che è il galbalon. Oi là, che voluttà, lio là, lio là. Nel 51 Sì. si è insediato in Castel de Duin il nuovo governatore alleato. Mica, ma come si chiama? Sì, meno male che non si andava a Miramar. Forse perché sapeva che Miramar porta sfiga, e allora è evitato. Sto giro comandante era il generale inglese Sir Thomas Winterton, un tipo che italiani che stava proprio sui corni. E ponte governare la città solo come una colonia. E gli era cattivo. Ed era burocratico, militare, che faceva solo quel che diceva di Londra a Washington. Tutto il resto, Trieste, triestini, tutti compresi, se ne impipava. E poi che era il tragico problema degli esuli, no? Quello era sempre più complicato da gestire. Arrivava a migliaia di istriani che scampava del paradiso di Tito. Sì. Ma non era solo che i profughi che arrivavano, c'erano anche i triestini che partivano. Non dovremmo dimenticarci di tutti quei che in quegli anni difficili che ingumà 4 straze nelle valigie di carton, quelle famose ligate con spago,
e dei papuzai in Australia, quasi 20.000 delori. Sì, delle mie cugine le sono state aiutate, come tante altre, da un uomo eccezionale, Monsignor Bottizer de Montona, e le si trasferì a Melbourne. Insomma, la situazione a Trieste diventava sempre più fastidiosa per tutti e anche in Italia è attacca a parlare più apertamente del problema di Trieste, evidentemente per fare pressione psicologica sugli alleati. Ma cosa, per radio e per televisione? Televisione praticamente non esisteva quella volta, con i giornali, e specialmente per radio. Per esempio nel 1952 che ha vinto il Festival di Sanremo chi? Nina Pizzi, con Vola Colomba, che era tutto un riferimento a Trieste. Sì, mi ricordo, ascoltavamo noi per radio sempre, cari amici vicini e lontani, buonasera. Nunzio Filogamo. Filogamo, sì. No, ma che ascoltiamo Vola Colomba? Sì. Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore, che inginocchiato a San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Dille che non sarò più sola, e che mai più la lascerò. Fummo felici uniti e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo e il mare. Noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon din don ci faceva il coro. Tutte le sere m'addormento triste e nei miei sogni piango, invoco te. Anche il mio vecchio te sogna, pensa alle pene sofferte, piange, nasconde il viso tra le coperte. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò, e che mai più la lascerò. Nel 1953 è morto Stalin
E gli eventi si precipitati, che sono stati i tragici fatti del novembre, scatenati dall'ottusa ostilità di Winterthur verso il tricolore italiano, le manifestazioni, la guerriglia in centro, i caduti, i funerali solenni con in testa il vescovo Santini. Quel che è successo ha creato non pochi problemi a livello internazionale, perché il comportamento della polizia civile era stato decisamente sproporzionato all'entità delle manifestazioni. E cosa che aveva detto gli alleati? Era evidentemente imbarazzati. Gli americani che davano la colpa agli inglesi e la polizia civile, ma non è mai stato fatto tanta chiarezza. Qualcuno dei Cerini che pensa bene di dare le dimissioni. Perciò le distanze dei responsabili? Più probabilmente per filare prima che arrivassi vendette. Che era strani segnali. Dice che aveva in accordo dei inconsueti grossi prelievi dalle banche triestine. Che era chi che diceva di aver visto un disco volante volar sopra Trieste. Sì, un 78 giri. Sì? Ma intanto, come sempre, le Scondon dice che aveva messo d'accordo sopra le nostre teste. Si capisce. Così la zona B, con la zona tra De Alvaro Vescova, si è passata a Tito e la zona A torna all'Italia. Amen. Sì, è il memorandum di Londra. Druse Mirko, delle pagine della Cittadella, che ha fatto la sintesi di cosa che pensava la gente. È questione di punto vista, che ha spiegato, ma in complesso gli è stato un compermesso tipo chi gabù gabù. Sì. Dopo tante remenarse e stroligar, che ha fatto quel che avessi potuto benissimo far 9 anni prima, La politica, la politica. È così, sindicalino e Abele. Certo. Ma alla fine si arriva il famoso 26 ottobre. Ma prima di ricordare quella giornata memorabile, ancora una pausa musicale, la vol, con un'altra famosa canzone lanciata dal grande Alberto Ravagliati, che anche americani cantava come matti. E fa anche rima, Ravagliati, matti. E anche baciami piccina. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per mettere, via ba e be, cara sillaba con me. Bo e bio bu sono assai deliziose queste sillabe d'amore. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, ba e be, cara sillaba con me. Bio, bo e bio, bu sono assai deliziose queste sillabe d'amore. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità,
ricordo quel giorno, 26 ottobre del 1954. Dio, che giornata. Quando l'esercito italiano è tornato a Trieste. Sì. Era festa di scuola. Mi ero in Piazza Unita, brancata su un ferraio con mia mamma, con l'ombrella, col fazzoletto in testa. Ecco, ho visto tutto. Era un tempo di strangolini, mamma Razza mia, scura. mamma mia. È il generale Winterton che riserva la cerimonia ufficiale del passaggio delle consegne con la scusa che il programma era stato sconvolto dalla piova e si era imbarcato 4-4 in furia sulla nave britannica alla fonda al molo bersagliare. E doveva avere un più. I triestini non lo era perdonata. E lo ha salutato con una bordata di fischi che se ne devi essere ricordati fin la pensione. Perfino gli americani non l'ha provato. Gli americani non temono la pioggia, che ha commentato il capo di Stato Maggiore dei Trust. Dopo pochi giorni se ne via anche Lori, ma in tutt'altro modo. Come che ricorda quella mitica foto di Ugo Borsati, si ricorda che gran pari. E le solite macette triestini cantava adesso che se parte il battello non poteva fumare più cammello. Sì. Che tradotto in termini pratici voleva dire che gli era finita un'epoca. L'epoca d'oro degli americani a Trieste. Sì, mio caro, se finì anche la nostra cioccolata. Ma volemo lasciarsi in allegria, no? I love you, Johnny! I love you, Texas! Quello che avevamo già fatto, che abbiamo invece preparato, col tuo permesso, un popurrí di alcune antiche canzonette italiane che andava assai di moda in quel tempo, e sicuro tutti le conoscerete, e allora potete cantarle anche voi se avete voglia. Basta che non stonè e che andate a tempo. Ma cantate, ma cantate veramente, mi raccomando, basta che non stonate, in serio. Ecco qui, è arrivato un quadrimotore pieno di, indovina un po' di chi. Sono tre col bianco mantello, immacolato agnello, sventolando un grande cappello, ci cantano così. Siamo qui tre merieri, noi siamo, e la pace nel mondo portiamo. Noi siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna, veniamo da Bologna, la pace che tutto il mondo sogna. Viva i pompieri di giù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di giù. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come sta Zazà? Senza Isaia, pare Zazà che t'ho perduta in me. Mi ha trovato Zazà che ti portasse a me. Andiamo a portare, su facciamo presto, andiamo a incontrare quella banda in testa. Arrivano i nostri a cavallo di un caval, arrivano i nostri con in testa un general. Il nobile Pancio ha preso lo slancio, facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri a cavallo di un caval, cantando di coro questo grande gran final. E intanto il maestro, sapete che fa? Vi manda un augurio di felicità. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Chi sta bene, chi sta male, chi sta come li va. E vivere solinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza per più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita
vita, far tacere il cuore, ridere, sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Scusate, presento gli artisti. Laura Salvador, Luciano Volpi, Luca Paucer, Mario Conio, Fiorella Corradini. Bruno Chiuse, ideatore, testi, musiche, diapositive.